Trovate su certe posizioni? No, assolutamente, noi poi non entro nel merito anche delle discussioni della Lega che non ci interessano per niente. Un partito italiano evidentemente pieno di problemi come tutti gli altri partiti che puntano molto alle velleità personali ma al popolo veneto non ci pensano per niente. Allora no, non c'è nessuna affinità. Noi facciamo una battaglia seria, parliamo di indipendenza e non di secessione perché siamo stati aggregati all'Italia e pertanto non è che dobbiamo uscire da qualcosa, sono le istituzioni italiane che devono uscire dal Veneto dopo aver invaso un popolo, perché eravamo un popolo e lo siamo stati per 1100 anni, lo saremo ancora, e non abbiamo ereditato nulla se non 150 anni di grigiore, di tristezza, di suicidi e ho visto pochi parlamentari italiani al fianco dei tanti imprenditori veneti, commercianti, piccoli artigiani che sono stati istigati al suicidio da parte di uno Stato che ha dimenticato completamente il popolo veneto, l'impresa veneta e tutto il nostro tessuto economico e sociale che ogni giorno viene smantellato da una politica fatta di burocrati, di persone che non sanno governare evidentemente, parlano i numeri, parlano da soli, insomma, ecco. Michele Favaro, la sicurezza è una cosa importante per la gente, al di là del fatto poi se ti trovi nelle mani di un pazzo furioso o di governanti, come il signore ha fatto questa analogia. La sicurezza è una cosa importante che al di là di tutto, al di là poi di quello che se si decide di fare uno Stato, una regione-Stato, certo, oppure uno Stato di più regioni, però è importante. Sì, io farei un passo indietro partendo dalla domanda di prima della giustizia. Questo è uno Stato che, perché la storia non va trascurata, che è nato con Garibaldi che ha liberato dei camorristi per conquistare l'Italia e se li porta dietro evidentemente in modo inscindibile. Stato e mafia stanno a braccetto da quando è nata l'Italia. Perché dico questo? Perché basta vedere come funziona la giustizia italiana. Quando si fanno delle leggi ad personam, si fanno leggi su leggi che devono giustificare altre leggi, ma quello che manca evidentemente non sono le leggi, ma è la certezza della pena, la certezza dell'applicazione del diritto, che il diritto invece è dimenticato e trascurato. Sono aumentati, ho visto, del 140% anche i furti in casa, a proposito di sicurezza. Vengono dentro dagli anziani, dalle persone più deboli e vengono bastonati e poi anche se vengono trovati il giorno dopo li troviamo fuori dal carcere. Evidentemente manca lo Stato in tutti gli effetti. Perché? Perché è uno Stato lontano dalla gente, lontano dal territorio, che non sa applicare le leggi, che non funziona in tutto e per tutto, che viola costantemente la Costituzione. Cosa vogliamo aspettarci? Uno Stato che non rispetta lui per primo attraverso le sue istituzioni la legalità, la faccia poi rispettare agli altri? Questo è uno Stato fallito di fatto. Ecco perché gli Stati più piccoli, tra l'altro, godono di maggiore sicurezza, godono di un rapporto anche diretto sul territorio con la gente. E uno Stato veneto, una Repubblica veneta, potrebbe garantire sicuramente maggiore sicurezza anche perché avrebbe la possibilità di investire più risorse in sicurezza. E poi manca, ripeto, la certezza del diritto. Se tu vieni a rubare a casa mia, io ho il diritto di difendermi. Non dico di ammazzarti per carità, però se non altro anche di difendermi. Invece qui cosa succede? Che se uno spara a un ladro che viene in casa, alla fine non è più la vittima, ma è addirittura poi, cioè va a finire in galera quello che si difende. Perché poi la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Mi viene quasi da ridere, cioè bisognerebbe chiedere, scusa ladro, hai la pistola o hai il coltello? Perché a seconda dell'arma che hai mi posso difendere. Cioè siamo al paradosso dei paradossi, la gente viene attaccata in casa, addirittura le porte blindate non vengono più montate all'esterno, ma nella camera da letto. E le persone più indifese di oggi, lo sappiamo bene, sono gli anziani. E abbiamo un paese che ha un'età mediamente più alta di tutti gli altri in Italia, perché è un paese vecchio, facciamo pochi figli e abbiamo tanti anziani, che sono la parte più indifesa e più abbandonata. Cioè non funziona niente qui. Assolutamente, la sicurezza è importante, ma questo Stato è lontano, sia perché evidentemente le risorse le mette da qualche altra parte per pagare dei burocrati e dei politici inefficienti e le forze dell'ordine, ricordo 3-4 mesi fa, la polizia di Verona non aveva i soldi per fare la benzina alle auto. Dove vogliamo andare? Cioè, questa è la realtà di oggi.
Allora i banditi scorazzano, i furti in casa avanzano del 140%, una cifra mostruosa, non c'è giustizia perché tanto poi si mettono a ridere, mettono anche, ho visto delle intercettazioni fatte, ma tanto sai io vado a rubare in Italia perché non mi succede niente. Mica vanno a rubare dal paese dove provengono, non è per essere razzista o parlare male dei rumeni o albanesi, però abbiamo le carceri piene anche di questa gente. E loro lo dicono proprio loro. Ma tanto che problemi ci sono, mica andiamo in galera qui, il giorno dopo siamo fuori. Questo è evidentemente uno Stato che ha già firmato la sua condanna, uno Stato fallito che può solo che peggiorare, man mano andiamo avanti. Michele Favaro, un assist e gol praticamente. Bene, dall'onorevole Caon abbiamo assistito adesso a una dichiarazione che sono favorevoli al referendum. E allora che diano una mano perché la legge 16, ricordiamo che è stata impugnata da questo governo l'8 agosto dell'anno scorso, comunque ad oggi, ad essere sinceri, produce ancora i suoi effetti. Poi sappiamo che verrà difesa il 28 aprile, verrà difesa per conto della Regione da due grandi avvocati che sono Cacciavillani e Bertolissi e verrà difesa anche la nostra legge 16 dal nostro grande leader Alessio Morosin, però facendo un distinguo perché noi non difendiamo la legge in senso lato, ma difendiamo il concetto che la Corte Costituzionale non ha diritto a esprimersi su una materia che è sovracostituzionale e precostituzionale e appartiene al diritto internazionale. Visto che l'Italia ha ratificato questo diritto che è sancito anche dall'ONU e dalle Nazioni Unite e dal Patto di New York, non si vede perché su questa materia si debba esprimere un organo che non è competente in materia, e violando anche di fatto l'esercizio di un diritto di un popolo ad esprimersi, come diceva giustamente anche l'onorevole. E comunque è un referendum consultivo, va ribadito, ma su un diritto inalienabile che è paragonabile al diritto alla vita. Allora noi lotteremo sempre su questo anche dopo. L'indipendenza veneta non si ferma adesso e non si fermerà mai.